Telespettatori siciliani, ben ritrovati anche per questa domenica con la lunga maratona sportiva firmata Video Mediterraneo, patrocinata naturalmente da Play Village, la puntata di penalty tra le 19 e le 21 per parlare di calcio dilettantistico, tra le 21 e le 22:15 invece parleremo di calcio professionistico con la sala stampa di penalty, e questa domenica tutta sportiva, tutta calcistica si concluderà tra le 22:15 e le 23 con il penalty futsal, ovvero il calcio a 5. Puntata numero 25, abbiamo tantissime cose da raccontarvi, anche perché qualche società ha già raggiunto il suo obiettivo, ovvero ha vinto il proprio girone e quindi il proprio campionato. Andiamo subito a salutare naturalmente in postazione il nostro Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ben trovato. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che girone oggi di eccellenza, eh? Oggi dalla Serie D e nei due gironi di eccellenza risultati estremamente interessanti, ormai insomma mancano 270 minuti alla fine in eccellenza, ormai arriviamo al dunque. Quasi, soprattutto per insomma, il discorso playoff. Sì. Sì, benissimo, salutiamo anche la nostra bella Jenny Diara. Buonasera Jenny. Ettore, il buonasera tuo nero ai nostri intona assolutamente bene anche con la scenografia alle tue spalle, quindi va benissimo. Ciao Jenny, grazie, ben trovata. Buonasera, grazie Ettore. Perfetto, e allora subito i nostri ospiti che sono venuti a trovarci oggi in questa puntata numero 25 di Penalty, subito un saluto particolare anche per il suo debutto televisivo al presidente del Noto Armando Albanese. Buonasera Presidente, benvenuto. Buonasera. Grazie. Oggi è andata bene, dai. Sì, è andata diciamo bene. Poteva andare meglio, però a questo punto accontentiamoci. Abbiamo anche Giovanni Zappalà. Lui ama definirsi non soltanto un opinionista, ma anche un uomo di calcio, e infatti qui presente per parlare di calcio, ma anche per presentare il suo bel almanacco dedicato al calcio siciliano. Ciao Giovanni, ben trovato. Facciamo già vedere questa nuova copertina. Mi piace il formato rispetto a quello dell'anno scorso, è più pratico, è più portatile, si può mettere anche in una valigia, in una borsa. Ci sono 36 pagine in più rispetto all'anno scorso. Benissimo, adesso andremo anche a parlare di questa bella tua ennesima iniziativa. E salutiamo anche Francesco Siciliano della città di Belpasso, che seppur perdendo questa settimana in campionato, siete in finale di Coppa Promozione, quindi attualmente la vostra stagione è super positiva, ci mancherebbe, siete ancora in corsa anche con i playoff. Buonasera a tutti, sì, abbiamo raggiunto un obiettivo importante che comunque a Belpasso... Tra l'altro il Belpasso... L'anno scorso aveva vinto già la Coppa Italia di prima categoria ed è andata in promozione. Quest'anno, e incrociamo le dita, giocherete con il Casteldaccia per la finale di promozione di Coppa Italia, che se vincete andate a disputare la prossima stagione il campionato dell'eccellenza. Infatti sì, comunque l'ultima squadra che ha vinto a Catania è stata il Trecastagni 12 anni fa, quindi è una, diciamo, una bella soddisfazione. Una soddisfazione importante. Tenendo presente che siete ancora in corsa con i playoff, quindi avete tante possibilità per raggiungere il campionato successivo, la categoria successiva. Credo che dopo qualche piccola settimana di smandamento adesso il Belpasso si è ricompattato, abbiamo avuto il capitano qualche settimana fa e lo aveva detto, andremo a farci questa doppia partita contro il Riviera Marmi, ma non molleremo, e non avete mollato, e quindi complimenti ancora alla società, un saluto va anche al presidente Minervini, ma soprattutto a voi ragazzi che avete portato dalla squadra, dalla partita di ritorno, un pareggio importantissimo, perché vi ha permesso... Non ci davano ovviamente favoriti, perché Riviera è una grande squadra, poi comunque sta vincendo il campionato nel suo girone, anzi, quindi matematicamente oggi ha vinto matematicamente il proprio girone. Infatti, quindi doppia contentezza, allora. Bene, complimenti. Allora, parliamo del campionato interregionale. Oggi si è giocata una giornata importantissima, la 12ª giornata di ritorno. Abbiamo anche qui il presidente del Noto che ci darà le sue sensazioni dopo questo pareggio in casa contro il Gragnano. Ma prima, naturalmente, i risultati e la classifica e il commento tecnico anche del nostro Carmelo Puglisi. Parola alla nostra Jenny. Agropoli Palmese 1-0. Aversa Normanna, Siracusa, rinviata. Due Torri, Vibonese 0-2. Gelbison, Frattese 0-0. Leonfortese, Vibor Lamezia 0-0. Noto, Gragnano 1-1. Sarnese, Marsala 0-0.
Reggio Calabria, Città di Scordia 0-1. Roccella rende 1-1. Ha riposato Cavese. Perfetto, sottolineiamo una cosa molto importante, che questa vittoria esterna della Città di Scordia permette alla squadra del presidente Gallo di ritornare ancora in corsa per evitare la retrocessione diretta. Sottolineiamo pure che la Cavese ha riposato, il Siracusa non ha giocato perché un giocatore dell'Aversa Normanna dovrà partecipare al torneo di Viareggio, quindi la federazione ha rinviato la partita appunto in casa a Campana, e la Frattese sotto questo punto di vista ha avuto una giornata un po' difficoltosa contro la Gelbison, ma guardiamo la classifica al completo, poi leggeremo anche il prossimo turno e inizieremo con i nostri commenti tecnici. Cavese, Frattese 60, Siracusa 59, Vibonese 47, Reggio Calabria 45, Aversa Normanna 43, Due Torri 42, Sarnese 40, Gragnano 38, Leonfortese Roccella 37, Rende 36, Agropoli 35, Noto Marsala 34, Palmese 30, Gelbison 26, Vigor Lamezia, Città di Scordia 24. Ricordiamo che Vibonese e Reggio Calabria hanno anche una gara in meno. E adesso diamo lettura del prossimo turno, si giocherà non questa domenica prossima, perché come tutti ben sanno è la domenica pasquale, ma si ritornerà tutti in campo domenica 3 aprile 2016. Grazie alla regia guidata da Guido Messino, che ha già mandato in onda il tabellino del prossimo turno. Questi gli incontri: Gragnano Gelbison, Città di Scordia Noto, Siracusa Sarnese, Frattese Due Torri, Palmese Reggio Calabria, Rende Leonfortese, Marsala Roccella, Vibonese Aversa Normanna, Vigor Lamezia Cavese, riposerà l'Agropoli. Allora Carmelo, iniziamo intanto sottolineando che il Siracusa non ha giocato, la Cavese ha riposato, la Frattese poteva approfittare di questo turno un po' a favore, ma ha soltanto pareggiato in casa della Gelbison. Ma non parliamo in questo momento della zona alta, ma parliamo del colpaccio di Reggio Calabria da parte dello Scordia. Assolutamente, oggi la copertina non può non essere per lo Scordia di Giovanni Campanella, che sbanca il Granillo con un gol di Mayra, e ha riuscito a trovare questo gol nel secondo tempo, è riuscito a difenderlo dall'assalto finale della formazione Amaranto di casa, e arrivano 3 punti che rilanciano, come dicevi prima tu, la formazione rosso-azzurra in chiave salvezza. Adesso tutto torna in discussione, e tra l'altro i risultati di oggi non sono stati nemmeno favorevolissimi, perché il pareggio del Gelbison con la Frattese era difficilmente pronosticabile. Nonostante questo però lo Scordia torna in corsa. Adesso però l'errore che nell'ambiente scordiense non si deve fare è quello di già attivarsi con i rimpianti. Se il cambio dell'allenatore fosse avvenuto prima, adesso bisogna soprattutto concentrarsi sui prossimi impegni. Adesso parleremo con il presidente del derby della settimana prossima, infatti, perché Scordia Noto diventa una gara importante, anche perché né Noto e neanche il Marsala possono dirsi in questo momento tranquille, sono anche loro in piena zona play-out. Tra l'altro, a parte lo Scordia, le altre siciliane, chi più chi meno, hanno tutte rallentato. Il Noto ottiene un buon punto casalingo con il Gragnano, la Leonfortese non va oltre lo 0-0 in casa con il modesto Vigor Lamezia. Tra l'altro anche qui risultato sfavorevole allo Scordia, insomma la vittoria era un impegno tutto sommato agevole per l'11 di Mirto, e anche il Due Torri divenuto rallenta in casa contro la Vibonese, che si impone 2-0 a Gliaca di Piraino. Allora, iniziamo subito appunto con il presidente del Noto, Armando Albanese. Allora, Presidente, buonasera. Lei ha letto questo pareggio come comunque qualcosa di positivo, no? Perché intanto smuove la classifica. Certo, una vittoria avrebbe potuto anche far disputare la prossima partita con lo Scordia un po' più tranquilli. Adesso diventa uno scontro pesantissimo. È pesantissimo lo scontro. E questa volta è stata colpa del segnalino, che non c'è stato un rigore netto visto da tutti, perché questo segnalino era di Marsala, sicuramente ha dato una mano alla società e non a noi.
Quindi lei pensa che sia soltanto un problema di questo genere? Ma non penso, non penso. Non possiamo dare un po' merito anche al Gragnano, che comunque è venuto a noto anche per portare via almeno un punto per la sua classifica. Il Gragnano è venuto a portare un punto, ma noi meritavamo la vittoria. Dopo, oltretutto, a 5 minuti dal termine ci butta fuori Ficarotta, che era il più bravo giocatore, ha giocato benissimo, ma tutti hanno giocato benissimo, ringrazio tutti i giocatori del Noto, il mio collega Graziano Zani. Una squadra che si è ricompattata con il suo arrivo, Presidente, perché ci sono state alcune settimane in cui c'era un po' di trambusto, si rischiava veramente di perdere la categoria, il suo arrivo ha diciamo che grazie a Zani abbiamo risolto alcuni problemi. Questa è una cosa importante. Questo è importantissimo. Assolutamente. I ragazzi hanno lottato veramente da leoni stamattina, proprio da leoni. Adesso ci sarà da affrontare però lo Scordia. Noi andiamo a Scordia per vincere, onestamente. Giusto, non andiamo per d'altra parte per noi sarebbe. Se ben venga il pareggio lo accettiamo, ma andiamo là per vincere. Certo. Presidente, tra l'altro io credo anche da quello che ho letto che non è tanto il pareggio, perché il punto interno con il Gragnano ci può stare, anche perché il Gragnano è una squadra di valore. Il Noto però quest'anno secondo me poteva avere una classifica decisamente migliore, perché un po' troppi pareggi e qualche punto per strada, specie nelle gare casalinghe, lo avete lasciato. Oggi tranquillamente il Noto poteva avere quota 38-40 punti senza problemi. Peccato, perché si poteva fare qualcosa di più, forse in un momento. Vabbè, valuta che è un momento. Abbiamo avuto dei momenti bruttissimi, speriamo che ci riprendiamo. No, dico anche prima della crisi. Adesso, prima della crisi, allora, perfetto. sia a Frattamaggiore che oggi avete fatto un miracolo, perché nel giro di 10 giorni avete ricostruito un ambiente che era distrutto, quindi merito a lei e a Graziano Zani. Sicuramente. Sicuramente io mi riferivo più che altro al periodo anche precedente. Al mister Cacciola che è ritornato, l'ho richiamato, è ritornato di nuovo al suo posto e veramente... Hanno riquadrato, hanno fatto di nuovo gruppo, perché Presidente, se non c'è questo gruppo e non c'è la serenità, i risultati non arrivano. Siamo tutti perfettamente d'accordo. Abbiamo avuto in questo tempo. Come nasce la scelta molto saggia, a mio avviso, di richiamare Gaspare Cacciola? Ecco, nasce da Lino Gurrisi, perché lui mi ha detto: guarda Armando, io non posso fare l'allenatore, onestamente cerchiamo un allenatore o richiamiamo Gurrisi o Cacciola. Allora io ho chiamato la mattina che mi hanno fatto presidente, io l'indomani ho chiamato Cacciola, l'ho invitato nel mio ufficio e lui è venuto veramente da persona corretta, era serenissimo quando noi abbiamo discusso. E questa è una cosa importante. Siamo messi d'accordo e onestamente è ritornato, i ragazzi erano allenati, erano contentissimi tutti i ragazzi. Bene, siamo contenti sotto questo punto di vista. Giovanni, tu come vedi questo ritorno della serenità a Noto? Servirà tantissimo all'ambiente e servirà soprattutto per salvare la stagione. Poi hanno fatto benissimo a riprendere Cacciola, perché oltre che un tecnico di valore è anche una persona per bene. Di qualità. E questo merita. Poi il Noto aveva bisogno di chiamare un presidente come l'attuale albanese qualche domenica prima. E va bene, allora, tante cose non c'erano. Invece lasciami dire una cosa importante, secondo me. La Lega deve smetterla di fare queste, diciamo, porcate. Aversa Siracusa? Esatto, perché tu non mi puoi rimandare una partita per un giocatore che viene convocato per il trofeo di Viareggio, perché quello non fa testo un giocatore. Sono assolutamente d'accordo. Io sono anche convinto, perché leggendo le varie formazioni dell'avversa, che questo giocatore neanche giocherà come titolare. In effetti ha ragione il direttore Ettore. Però... Se il Comitato Nazionale Dilettanti decide che la rappresentativa di Serie D è una vetrina importante per tutto il movimento, allora fermiamo il campionato. È una scelta, sarebbe una scelta più logica. Perché ora il Siracusa per 3 settimane non gioca, e richiamare, e qui c'è un giocatore che lo sa benissimo, richiamare una squadra in questo momento, dopo 3 giornate che non gioca, diventa difficile. Per esempio nella nostra squadra c'è Pietro Palazzolo, che è stato convocato in nazionale del beach soccer, dalla nazionale. Però noi il campionato non viene fermato. No, non viene fermato, per noi siamo andati mercoledì in Coppa, mancava Pietro, però ovviamente diciamo che dovrebbe essere attenzionata questa cosa, perché comunque effettivamente è un po' strana. Giovanni, però ritornando al discorso dello Scordia, come vedi questa voglia matta di
non mollare da parte della squadra di Campanella? Come la leggi? Io la vedo benissimo, perché Campanella è uno tosto, uno che trasmette la sua grinta alla squadra. E certo, si risolverà tutto con la partita col Gelbison. Quello scontro lì probabilmente sarà decisivo. Mentre invece Francesco Siciliano, questa squadra del Siracusa, sì, d'accordo, adesso deve recuperare potenzialmente qualche partita, però Cavese e Frattese sono decise, sono determinate, sarà veramente un terno all'otto, probabilmente il risultato finale si deciderà se non all'ultima, quantomeno alla penultima giornata. Alla penultima che c'è Cavese e Siracusa. Ovviamente è un punto di distanza, non so se ci mancano 3 partite a quanto ho capito al campionato di Serie D. Mi sembra che non riposa nessuno. No, c'è ancora il Siracusa. C'è lo scontro Cavese. 5 partite ancora mancano. 5 partite ancora. Però c'è lo scontro Cavese Siracusa. A capo dei terreni. Il Siracusa tra l'altro appunto deve recuperare questa partita con la Versa. Sarà veramente un terno all'otto, ma noi credo che la squadra di Sottila ha la determinazione e anche l'esperienza per far sua anche la partita in terra campana. Superare già l'Avversa è tutto, perché per me l'Avversa è una delle squadre migliori del campionato. È vero, è una squadra che ha lasciato un segno importantissimo. Bene, allora a questo punto ci possiamo fermare con il campionato di Serie D. Abbiamo il primo stacco pubblicitario, ce lo lancia come al solito la bella Jenny Diara, e tra poco rientreremo con i 2 gironi del campionato di eccellenza. Io ricordo sempre ai nostri carissimi telespettatori che possono restare in contatto con noi, i nostri ospiti qui in studio. Basta mandare un messaggio su WhatsApp al numero 336 9207 27 e potete anche mettere un semplice like alla pagina Sala Stampa di Penalty. Noi torniamo solo tra qualche istante, pubblicità. Ancora in diretta su Video Mediterraneo, canale 11 e canale 823 della piattaforma Sky, nonché in diretta anche streaming su www.videomediterraneo.it. Tutte le domeniche tra le 19 e le 21 parliamo di calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla prima categoria, e poi, come tutti ben sanno, a partire dalle 21 lo spazio dei dilettanti diventa lo spazio dei professionisti, perché parleremo del Palermo, del Catania, parleremo del Trapani, dell'Agrigento e del Messina, in poche parole le 5 squadre professionistiche siciliane che stanno disputando appunto i campionati che tra virgolette contano. E poi la nostra domenica si conclude con lo spazio dedicato al calcio a 5 insieme ad Alessio Patti tra le 22:15 e le 23 per parlare dei 2 campionati più seguiti in Sicilia, ovvero il campionato di Serie C1 e i 4 gironi di Serie C2. Parliamo adesso invece di eccellenza, che come al solito ogni domenica regala tante sorprese. Iniziamo subito con il girone A, dove abbiamo subito la 12ª giornata di ritorno. Oggi domenica 20 marzo abbiamo la nostra Jenny che ci legge i risultati di questa ennesima giornata ingarbugliata, che probabilmente ancora una volta conferma il Gela leadership indiscussa. Alba Alcamo, San Cataldese 0-1. Atletico Campofranco, Libertas 2010 2-0. Cus Palermo, Parmonval 1-3. Dattilo Noir, Mussomeli 4-1. Folgore Selinunte, Camarat 0-0. Castelbuono, Mazzara 1-1. Profavara, Gela 0-5. Raffadali, Paceco 1-1. Praticamente vincono tutte e 3 le squadre che sono nelle zone altissime della classifica. La prima, come tutti ben sanno, il Gela in testa in una posizione abbastanza incontrastata, a seguire la San Cataldese, così come anche la squadra di Formisano, il Dattilo Noir. Ma guardiamo la classifica al completo. Gela 58, San Cataldese 53, Dattilo Noir 49, Paceco 48, Castelbuono 43, Mazzara 39, Alba Alcamo 38, Folgore Selinunte, Parmonval 36, Atletico Campofranco 35, Mussomeli 33, Raffadali 28,
Camarat 25, Pro Favara, Cus Palermo 24, Libertas 11. No, sì, Libertas 11, mi ero confuso, mi sembrava che fosse Libertas 2011, invece è 2010 con 11 punti. Grazie Jenny. Allora, adesso il prossimo turno, anche in questa occasione non si giocherà domenica prossima, giornata di Pasqua, ma si giocherà domenica 3 aprile 2016. Questi gli incontri: Atletico Campofranco Pro Favara, Gela Castelbuono, Camarat Alba Alcamo, Libertas 2010 San Cataldese, Mazzara Dattilo Noir, Mussomeli Cus Palermo, Paceco Folgore Selinunte ed infine si concluderà questa giornata con Parmonval Raffadali. Allora Carmelo, a questo punto Gela e San Cataldese probabilmente hanno dato ancora una volta un segnale fortissimo in questo girone A del campionato di eccellenza. Il Gela Ettore gioca con grande scioltezza, riesce oggi a stravinto a Favara, però a sorpresa la San Cataldese riesce a tenere ancora testa espugnando il difficile campo di Alcamo. A questo punto il Gela di Bruccoleri dovrà ancora aspettare per festeggiare, infatti difficilmente la settimana prossima a Gela potranno stappare lo champagne, perché la San Cataldese teoricamente potrebbe già avvenire, cioè il Gela dovrebbe vincere il proprio impegno casalingo con il Castelbuono, quinto in classifica in piena lotta per i playoff, e la San Cataldese dovrebbe non vincere invece sul campo del fanalino di coda Libertas Racalmuto. È un'ipotesi estremamente complessa e teoricamente adesso il calendario sembra un po' più faticoso per il Gela che per la San Cataldese, che oggi ha superato un ostacolo importante. Il Gela tuttavia è in una condizione psicofisica estremamente favorevole, ha segnato 11 gol nelle ultime 2 partite e quindi però ancora per la matematica bisognerà aspettare almeno 15 giorni. Il campionato, il girone A è tutt'altro che finito. Assolutamente. Presidente, ma lei come è stato coinvolto nel calcio? Cioè, è la prima volta che entra nel mondo del calcio oppure già aveva avuto altre esperienze con altre società? No, è la prima volta che sono entrato nel mondo del calcio, ma sono un tifoso del Noto, andavo quasi tutte le domeniche da sempre. Interne, sì. Quindi allora lei si è trovato coinvolto, quindi giustamente quando parliamo di calcio parliamo soprattutto nel caso suo del Noto. Ma quindi gli altri campionati, per esempio quelli di eccellenza, li ha seguiti forse molto marginalmente? Sì, no? marginalmente. Bene, allora a questo punto la domanda sul Gela te la faccio a te, Giovanni, che quando parlo di Gela insomma ti si illuminano gli occhi. Io non sono d'accordo con Carmelo. Perché? Perché il Gela ha 2 partite in casa e una fuori casa col Dattilo. Il Dattilo ormai ha ceduto, anche se oggi ha vinto, anche se ha vinto 6 punti. Però è anche vero, Giovanni, deve difendere il Dattilo, andrà a difendere il terzo posto. Fermiamoci al prossimo turno. Sì, no, ma sai perché ti dico? Perché vedendoli giocare il Gela è proprio sciolto. Il Gela ha dato una dimostrazione invece della San Cataldese che si è innervosita. Infatti se tu vedi nelle ultime partite la San Cataldese ha avuto dei giocatori espulsi in continuazione, addirittura per 2 partite di seguito 2 giocatori più l'allenatore. Quello significa che non sei sereno. Mentre il Gela, se tu vedi, neanche ammonizioni sta beccando. Adesso chiaramente con 5 punti di distacco. Oggi poi ha avuto anche, è andato a vincere a Licata, non a Favara, perché era in campo neutro. Attenzione, perché la prossima settimana sì, il Gela potrebbe insomma sulla carta avere una partita facile, però guardando alla classifica, se cortesemente la possiamo mandare in onda, giocherà con il Castelbuono. Sì. Ma il Castelbuono, proprio per il discorso dei playoff, insomma deve vincere per evitare di essere superiore ai 10 punti e quindi non fare i playoff, per cui è importante per il... C'è anche l'Alcamo alle Calcagne. Sicuramente, direttore, sicuramente... Io dico che il Gela vince tutte e 3 partite. Sotto l'aspetto della condizione, è chiaro che in questo momento tra Gela e San Cataldese c'è un abisso. Più che abisso c'è una differenza. C'è un abisso comunque. Io ti devo dire che non c'è un abisso. C'è una differenza. Sotto l'aspetto della condizione psicofisica, però il calendario oggettivamente, a mio avviso, è più favorevole alla San Cataldese, che poi il Gela stia molto meglio. Ma sono 5 punti. Anche se sono 5 punti, per carità, certamente. E ti volevo dire una cosa, sai dove io l'ho vista giocare sia in casa che fuori casa? Parli del Gela? Sì, no, anche la San Cataldese. Ho visto tutte e 2 partite. Sì?
E dentro casa la San Cataldese si esalta, fuori casa perde almeno un buon 30%. Però in questo caso è andata a vincere l'Alcamo, che non è mai facile. Ma l'Alcamo è la delusione del campionato. Mentre il Mazzara si salverà, tardi la squadra si salverà perché con la vittoria sul Gravina di Puglia giocherà una semifinale importantissima. Esatto, con 3 squadre che stanno vincendo il proprio campionato. Sì, effettivamente il Mazzara si può trovare nella condizione giusta per vincere potenzialmente e salire di categoria. Categoria che gli compete, insomma. Il Mazzara è da tanto tempo che è nel calcio medio-alto tra interregionale e anche la Serie C2. Ma ce ne sono parecchie, all'Alcamo, la San Cataldese stessa. È vero. Bene, a questo punto parliamo del girone B di eccellenza, perché lì sì che fino all'ultimo saranno in molti a giocarsi sia la vittoria finale, ma soprattutto anche l'ingresso nei play-off. Guardiamo subito i risultati insieme a Jenny. Oggi anche in questa occasione si è giocata la 12ª giornata di ritorno. A te Jenny. Atletico Catania, AC Reale 2-3. Giarre, Forza Calcio Messina 7-1. Modica, Palazzolo 0-6. Rocca di Caprileone, Orlandina 14-0. Sicula Leonzio, Igea Virtus 1-0. Sporting Viagrande, Catania San Pio X 3-2. Milazzo, Città di Rosolini 1-1. Troina, Sporting Taormina 1-1. In classifica con questa vittoria importantissima la Sicula Leonzio non fa scappare l'Igea Virtus, quindi ancora tutto da giocare. Guardiamo la classifica insieme. Vai, Igea Virtus 60. Rocca di Caprileone, AC Reale 55. Troina, Sicula Leonzio 54. Palazzolo 52, Sporting Taormina 51, San Pio X 35, Milazzo, Giarre 34, Città di Rosolini, Sporting Viagrande 31, Atletico Catania 21, Modica 18, Forza Calcio Messina 12, Orlandina 6. E adesso il prossimo turno ci sarà veramente l'imbarazzo della scelta, ci sono tantissimi incontri importantissimi che si giocheranno subito dopo Pasqua. Parliamo naturalmente del turno numero 13 di domenica 3 aprile. Aciriale Troina, Catania San Pio X Sicula Leonzio, Città di Rosolini Igea Virtus, Forza Calcio Messina Sporting Viagrande, Orlandina Giarre, Palazzolo Atletico Catania, Sporting Taormina Rocca di Caprileone ed infine Milazzo Modica. Allora, prima di parlare del commento globale di questo girone, noi abbiamo un collegamento importantissimo con il mister del Troina che sta facendo un campionato straordinario. Oggi una partita sicuramente molto impegnativa in casa, hanno pareggiato contro lo Sporting Taormina. Abbiamo il mister appunto del Troina, Beppe Pagana. Pronto mister? Buonasera, buonasera. Buonasera mister. Allora, partiamo dal fatto che quest'anno il Troina ha veramente giocato un campionato stratosferico, per cui i complimenti intanto te li devi prendere tutti. E sappiamo anche che non vi volete assolutamente fermare qui. Tanto grazie per i complimenti. Non ci vogliamo fermare qui. Noi grazie alla proprietà, al presidente Ali, siamo una squadra ambiziosa, una squadra giovane che ha voglia di fare bene. Fortunatamente grazie al lavoro ci troviamo in alto in classifica e fino alla fine cercheremo arrivato a questo punto di entrare nei playoff. Certo che questo campionato sta regalando un girone di ferro, perché praticamente sulla carta, mettiamo il caso che l'Igea Virtus in questo momento staccato di 5 punti in vetta potenzialmente ha già vinto il campionato, altre 6 squadre ma soltanto 4 faranno i playoff, per cui è ancora tutto aperto sino appunto allo Sporting Taormina che a 51 punti potrà ancora dire la sua. Sì, dalle squadre che siamo giù forse l'unica squadra che può avere la certezza di fare playoff in questo momento è la Sicula Leonzio, perché ancora deve incontrare con l'Orlandina e Forza Calcio Messina. Sì. Quindi sulla carta 6 punti di vantaggio sugli altri. Poi tutti gli altri ce la giochiamo perché negli ultimi turni di campionato ci incontriamo l'una con l'altra e quindi alla fine
sarà un campionato vincente fino all'ultima giornata. Fino all'ultima giornata. E domenica prossima c'è una partita non impegnativa, super impegnativa, probabilmente anche decisiva per il vostro cammino in direzione vittoria finale o playoff. Parliamo dello scontro che giocherete ad Aciriale contro la squadra di Giuseppe Anastasi. Come vi state preparando già da adesso per questo incontro che potrebbe essere quasi uno spartiacque? Ma guardi, noi ci prepareremo come tutte le altre partite, perché noi nel girone di ritorno abbiamo dovuto recuperare tanti punti e quindi abbiamo preparato tutte le partite come delle potenziali finali. E quella di domenica lo sarà ancora una volta, sapendo che incontreremo una squadra che all'inizio dell'anno era accreditata a vincere il campionato, e adesso si è ripresa con il cambio di allenatore, sta facendo bene, un campo importante, una società blasonata, però noi andremo lì senza nulla da perdere, con il nostro entusiasmo cercheremo di fare massimo dei punti. Certo. Di vincere. Mister, c'è Carmelo Puglisi che vuole farle una domanda. Buonasera mister, okay. Anche da parte mia complimenti per la straordinaria annata che state portando avanti. Tra l'altro mister, la vostra squadra è un mix perfetto, lei è riuscita ad assemblare il gruppo storico degli anni passati, qualche giocatore di categoria come Scalia e Marletta, ma la cosa che mi ha colpito di più, questa nuova nidiata di giovani, per lo più stranieri come Pituica, come Diop, come il portiere. Quali di questi ragazzi, alla luce della sua esperienza, potrebbe spiccare il volo verso il professionismo? Perché ci sono 4-5 elementi che quest'anno, anche grazie al suo lavoro, stanno facendo il salto di qualità. Guardi, noi siamo felici perché siamo una squadra giovanissima. Come ha detto lei, ci sono giocatori di esperienza come Marletta, come Scalia, che già in passato hanno militato in questa categoria. E poi tutti i ragazzi giovani che invece non hanno mai giocato a questi livelli, soprattutto stranieri. Abbiamo un ivoriano, abbiamo 3 senegalesi, 4 argentini, ce n'è promettenti. Abbiamo un ragazzo del 2000, un argentino che è già entrato in prova alla Juve e ha fatto un'ottima impressione. Abbiamo i 2 ragazzi senegalesi, il portiere Diop e anche l'esterno offensivo che è un 97, che è nel giro della rappresentativa. E poi abbiamo un ragazzo ivoriano del 94 che addirittura abbiamo avuto la richiesta del CSK Mosca per poterlo tesserare per il prossimo campionato in Russia. Quindi questo ci gratifica, perché il lavoro che stiamo facendo vuol dire che è quello giusto. Mister, secondo lei la piazza, la società, la sua città che lei ama tanto in modo così viscerale è pronta per la Serie D, è pronta per scrivere una nuova favola calcistica? Ma guardi, io ho vissuto alcune favole calcistiche, tra cui quella a Paternò e quella a Gallipoli, dove per la prima volta si è partito dal dilettantismo pure e si è arrivato nei professionisti. E qui c'è il giusto entusiasmo, c'è la voglia, c'è la partecipazione sia di tutta la cittadinanza, sia dell'amministrazione. Poi c'è il presidente che ha l'ambizione di fare bene e di fare calcio a certi livelli. Si potrebbe ripetere quel tipo di lavoro che in passato io ho vissuto come calciatore. E parlo del mio paese, mi gratifica ancora di più perché mi dà più gioia, mi dà più orgoglio, sicuramente è una cosa ancora più bella. Certo, mister, un'altra cosa importante, quindi la società è pronta eventualmente per questo passaggio di categoria, però oltre alla prima squadra, il settore giovanile a che punto è? Avete un progetto, lo state in un certo senso alimentando, perché sappiamo tutti, un settore giovanile di base aiuta sicuramente poi tutto il movimento anche della prima squadra. Guardi, io da quando sono ritornato qui a Troina, prima da giocatore calciatore e poi da allenatore, ho aperto una scuola calcio che prende il mio nome. Già da 7 anni abbiamo più di 100 iscritti a questa scuola calcio, abbiamo fatto sempre ottimi risultati, ci siamo contraddistinti nella nostra... Insomma, lo state seguendo con attenzione allora, lo state seguendo con attenzione. Sì. Ora il Presidente con l'amministrazione sta cercando di imbastire anche un lavoro sulla gestione del campo per poterlo usufruire di tutti i servizi. Bene. Se riusciamo a fare questo uniremo le 2 forze per cercare sempre di lavorare soprattutto sui giovani in modo che un domani diventa un progetto sostenibile nel futuro. Certo. Bene, che dire allora, un in bocca al lupo per il proseguo del campionato, un in bocca al lupo anche per la partita di domenica prossima in quel di Aciriale, dove insomma ha un ricordo particolare, sì. Sì, è un bel ricordo. Quell'anno abbiamo fatto il playoff per andare in Serie B, io sono andato nel mercato di riparazione, mi sono trovato bene, vado da ex, non posso giocare, non posso fare il gol dell'ex, speriamo che... Farà giocare la sua squadra, farà giocare la sua squadra. La mia squadra, sì, farà in modo che la mia squadra possa fare il gol.
Ok, grazie mister, allora in bocca al lupo per il proseguo della stagione, grazie ancora. Grazie a voi, una buona serata. Grazie. Un saluto a Beppe Pagana, giocatore meraviglioso. E allenatore altrettanto bravo, e uomo di calcio altrettanto bravo. Potrei raccontare tanti aneddoti, l'ho incontrato da avversario, gli ho dovuto mettere l'uomo addosso perché era di un talento meraviglioso, quando lui giocava con il Troina, e io allenavo l'Atletico Pedana, mi ricordo, è veramente un giocatore stratosferico per la categoria di promozione, stratosferico, infatti poi abbiamo visto che carriera ha fatto, quindi, e da allenatore credo che avrà grandissime chance. Ma penso che ha assorbito tanto da Marino? Sì. Beh, d'altra parte è stato un po' il suo allenatore, esatto. che lo ha gli ha dato un po' una forgiato svolta in maniera sia definitiva. come giocatore, e penso che lui l'ha seguito molto anche sul piano tecnico. Certo, voglio fare un giro con i nostri ospiti per questo girone B del campionato di eccellenza. Allora iniziamo con il presidente. Troina non è una piazza, è una super piazza, vuole veramente intanto puntare dritta verso il campionato interregionale, a dimostrazione che quando c'è programmazione, presidente, le cose arrivano. Lo so, un bravo allenatore. Un bravo allenatore fa tanto. Non c'è dubbio. Beh, anche i buoni Il giocatori. risultato però, è un bravo giocatore stato. Anche i buoni giocatori fanno tanto. Certo. State buttando già le basi per la prossima stagione, presidente? Sicuramente sì. Perché Noto non può pensare di fare campionati discreti, anche perché c'è una bella tifoseria. Ma non esiste, abbiamo i tifosi che sono bravissimi. Io quello che voglio dire stasera è che gli ultras rientrano di nuovo perché sono ben accolti da noi. Bene. E vogliamo, e grazie a tutta la cittadina di Avete Noto fatto che pace ha con gli lottato, ultras, allora, con i tutti, tifosi. tutti. Tra l'altro la grande scommessa secondo me, Ettore, del Sì? presidente albanese, Noto in questi anni di Serie D ha sempre un po' vissuto sulle montagne russe, difficoltà societarie, Sì, poi sì. viene salvata in estremis, comunque bene o male la Serie D riescono sempre a mantenerla. Credo che la grande scommessa del presidente albanese sia quella di normalizzare un ambiente che è stato sempre particolarmente vivace, Sì, specie è vero, sotto l'aspetto giusto, societario. Giusto. Assestando tutto si possono tranquillamente poi ottenere dei risultati importanti. Degli ottimi risultati, e ci credo veramente. E se ci crede lei deve per forza crederci anche tutta la città di Nassa. Grazie. Sai cosa ti devo dire? Grazie alla città di Noto. Certo, chiaro. Il presidente mi sta somigliando, io ne ho conosciuti tanti, quando è iniziato a Urnia, quando ha cominciato Tuccio, quando ha cominciato la passione prima arrivava e poi arrivavano i risultati. Il presidente del Troina che prima ha dato tanto a Belpasso, certo, e a Biancavilla. Biancavilla. Esatto. E ci vogliono sti presidenti, solo che poi li fanno disamorare, purtroppo. Vabbè, intanto facciamo un primo step, che i risultati arrivino per poter comunque poi progettare e programmare. Chiaro. Francesco Siciliano, è un girone B di eccellenza assolutamente ingarbugliato, 6 squadre sulla carta stanno lottando per andare dritti verso i playoff. Oggi la vittoria importante della Leonzio ha permesso quantomeno di non far scappare l'Igea Virtus, che seppur con 5 punti di vantaggio ancora sicuramente è in gioco. Tu come vedi? Quale potrebbe essere la sorpresa finale? Quali sono le 2 squadre che potrebbero non farcela a questo punto nel discorso playoff? Guarda, sicuramente la prossima settimana è un turno abbastanza importante perché ci sono tanti scontri. A Ciriale Troina? A Ciriale Troina, comunque ci sono tanti scontri, diciamo, che possono, cioè le vincenti si aggiudicherebbero il posto sicuramente nella griglia dei playoff. Taormina, Rocca di Caprileone ne è un altro di scontro. Ma anche il Palazzolo, ricordiamo che c'è il capocannoniere del girone, c'era il Palazzolo in questo momento. Palazzolo che ha avuto un'ascesa da quando è arrivato Pippo Strano. Quindi voglio dire, comunque è abbastanza ingarbugliato. Penso che la prossima settimana prossima intendiamo dopo Pasqua, perché adesso si riposano tutti, calcisticamente parlando, sì. È doveroso riposo. Bene, allora abbiamo chiuso la parentesi dedicata all'eccellenza, tra poco rientriamo in studio, parleremo del libro, chiamiamolo libro o lo chiamiamo solo almanacco, Giovanni? Almanacco, l'almanacco del calcio dilettantistico, tratterremo ancora un po' il presidente e poi proseguiremo naturalmente con tutti gli altri risultati del campionato di promozione. Jenny Cara, lanciaci la pubblicità a questo punto. Ricordo sempre ai nostri carissimi amici che ci seguono da casa che possono interagire con noi, i nostri ospiti qui in studio. Se avete domande, curiosità, opinioni, noi siamo qui per voi. Quindi mandate un semplice messaggio al numero di WhatsApp 336 92 07 27. Torniamo solo tra qualche istante. Pubblicità.
Ancora in diretta con Penalty, parliamo di calcio dilettantistico sino alle 21, ma non scappate perché poi dopo successivamente tra le 21 e le 22:15 faremo la nostra bella capatina nel calcio professionistico e poi chiuderemo questa lunga domenica sportiva targata Video Mediterraneo con il Penalty Futsal di Alessio Patti. Saluto il ritorno di Antonio Rapisarda. Ciao Antonio, ben buonasera trovato. Ettore, buonasera agli amici che ci seguono sempre da casa. Abbiamo già qualche verdetto in promozione, giusto? Sì, oggi il Riviera Marmi è salito in eccellenza e facciamo i complimenti a tutta la società di Customaci. Perfetto, tra poco parleremo nel dettaglio perché adesso devo assolutamente presentare questo almanacco del calcio siciliano 2016. Mi piace questo formato, Giovanni, te l'ho detto proprio in apertura perché è pratico, si può mettere in borsa, in una valigia, si può avere modo anche di spulciarlo quasi un po' svogliatamente, però chi è soprattutto un addetto ai lavori insomma va puntualmente a guardare quelle che sono le pagine inerenti il calcio dilettantistico. Allora, intanto perché tutto questo, Giovanni? Perché hai deciso ancora una volta di metterci la faccia per realizzare questo almanacco? Ma guarda, principalmente per portare a conoscenza dei più giovani i giocatori che c'erano una volta. E la Sicilia è stata una fucina di grossi giocatori. Molti sconoscono un certo Nino Giuffrida che andò fino alle porte del Milan e sostituì Cesare Maldini, oppure Filippazzo di Porto Empedocle che andò alla Fiorentina e si permetteva di fare tunnel a un certo capitano della Fiorentina, Antonioni. E infatti, oppure tutti questi ragazzi che andarono poi a Varese, che era una fucina, compreso Anastasi. E ho portato anche a conoscenza di professionisti molto noti come Domenico Tempio o Franco Zuccalà, che facevano gli arbitri per passione, e tante altre cose. Tra l'altro la cosa più bella è che soprattutto nella parte iniziale, ecco, sfogliandola si può già vedere, ci sono molte fotografie in bianco e nero che testimoniano veramente come il calcio, insomma, in Sicilia è stato ed è ancora tuttora una grandissima forza di aggregazione, è una cosa che fa parte della nostra vita, non possiamo distaccarci. Che siamo la quarta regione d'Italia per importanza nel calcio dilettantistico. Poi ho dedicato 3 pagine al calcio femminile per rispondere a un certo vicepresidente di Lega. Quelli erano 2 personaggi, uno è Pippo Crisafulli, l'ex presidente della FIGC di Catania, esatto, guardarlo qui insomma. Esatto, ma Pippo Crisafulli è stato un ottimo giocatore, Eccolo a 17 anni giocava in Serie C, cosa che la gente sconosce, certo. ed è per questo che dovrebbero i padri comprarlo per farlo leggere ai figli, anche perché quest'almanacco come scopo ha anche quello che se va bene come vendita si può pensare di farlo diventare fisso non ogni solo anno. No, per dare ogni anno la mano a un ex giocatore. Quest'anno abbiamo deciso a Maurizio Schillaci, bene, che non si trova in buona fortuna, in una buona situazione, esatto. sappiamo. Un giocatore e servirebbe anche per aiutare questi personaggi. Quindi c'è anche non è scopo una forma di solidarietà. Perché se hai visto ho abbassato il prezzo rispetto all'anno scorso. Quest'anno costa? È alla quarta pagina. Alla quarta pagina. Costa quindi 7 euro. L'anno scorso costava di più e quindi evidentemente il progetto lo hai appunto valorizzato ho ancora di più. le pagine. Poi devo ringraziare Gaetano Sconso che mi ha voluto dedicare una pagina, perché io lo reputo il decano degli giornalisti sportivi, siamo in due, è competente al massimo. Lì c'è una fotografia di Filippazzo, che è il giocatore che ti dicevo che è andato alla Fiorentina. È vero. Tra l'altro sottolineiamo anche una cosa importante, oltre ai ricordi legati al calcio siciliano in genere del passato e anche del passato recente, c'è poi un dettaglio importante legato alle società dilettantistiche. Esatto. Parliamo del campionato di eccellenza e di promozione. Giustamente hai escluso la prima perché sarebbero state veramente in tante. Ma vorrei spendere una sola parola, che si organizzano le società. Io telefono in continuazione e magari mi risponde una signora e mi dice: ma sai, questo è abitazione, perché noi non abbiamo società, non abbiamo dove recapitare la fotografia. Però possiamo anche aspettarcelo. Sì, però forse da qualche società no,
qualche altra sì. Ma diciamo ci sono anche delle società blasonate, sì, blasonate che non hanno neanche segretario che ti può rispondere. Non voglio parlare di qualche professionista che mi ha negato l'appuntamento per poter, io ti cito la Pantanelli, sì, che volevo metterla, inserire 30 appuntamenti e poi non è risultato niente. Pazienza, peggio per loro, perché poi ci si ritrova comunque in un libro che diventerà poi col passare degli anni un reperto anche storico. Esatto. E per chi fa collezione di queste cose meglio averlo che non averlo. Allora ricordiamo che è già in vendita in tutte le edicole, costa soltanto 7 euro, sottolineiamolo, questa non è una promozione pubblicitaria ma è anche un'operazione di solidarietà e mi piace che avete sposato questo progetto, perché tutto verrà devoluto per aiutare qualche giocatore in difficoltà, giocatori famosi, uno di questi è appunto Maurizio Schillaci, che insomma da una carriera strepitosa si è poi ridotto in povertà purtroppo. Guarda, con grande difficoltà. Gli addetti ai lavori, e io che l'ho visto giocare ti posso dire che era più forte di Salvatore. Di Salvatore Schillaci. E mi è fatto risaputa questa cosa. Sì, e mi ha fatto tanto piacere che l'unico che si è mosso per aiutarlo è stato Zeman. E questa è una cosa importante. Bisogna dirlo. Benissimo, quindi ricordate ancora una volta, ve lo faccio vedere da vicino, l'almanacco del calcio siciliano 2016 in vendita presso tutte le edicole al costo di 7 euro. Sono contento che sei venuto a promozionarlo anche appena, che probabilmente forse è la vetrina migliore che può insomma, promozionare. Perché è proprio legata al calcio minore. È vero. Bene, posso regalarti una copia? Sì. Devi comprarla. Perché giustamente è solidarietà, ci mancherebbe. mancherebbe. Anche noi di penalty lo compreremo per la solidarietà. Allora, parliamo del campionato di promozione, così poi tra poco libero i nostri ospiti. Esatto. Però prima di iniziare a parlare dei 4 gironi abbiamo una schermata sulla Coppa Italia e poi possiamo anche chiamare a parlare il nostro siciliano. Del campionato di promozione. Perfetto. Diciamo che non ne abbiamo parlato in queste settimane, ma adesso abbiamo il quadro completo grazie alla regia. Abbiamo parlato di questo scontro che c'è stato in settimana di martedì tra Belpasso e Riviera Marmi. È andata bene per il Belpasso, è riuscito a pareggiare 0-0 e a mantenere quello che era il vantaggio che aveva conquistato in casa. Dall'altro scontro invece Casteldaccia Real Avola, ne esce bene il Casteldaccia, anche se ha perso 2-1 in casa, ma il Real Avola aveva perso in casa precedentemente all'andata 1-3. Adesso ci sarà questo scontro, questa finale fra Belpasso e Casteldaccia, e io farei una domanda ai nostri ospiti per vedere chi è ora adesso favorito per questa promozione eccellenza, perché alla fine chi vince va in promozione diretta. Esatto. Allora Presidente, non so se lei ha avuto modo di vedere Avola è vicino noto, quindi sono i vostri cugini, chiamiamoli cugini. Lei tifa un po' Avola allora? Guarda, il padre di mio nonno era avolese. Allora mi sa che questa volta col Presidente non possiamo fare altrimenti. L'Avola no, è stata lì. Abbiamo combinato una gaffa incredibile. Il Casteldaccia, purtroppo quindi l'Avola non andrà a farsi la finale. Però è ancora in corsa per i playoff, quindi può tentare. Mentre invece Giovanni, tu come vedi questo scontro tra Casteldaccia e Belpasso? Ma io do favorito il Belpasso. No perché c'è il siciliano qui, ma perché il Belpasso è stato un mio avversario fraterno. Ho capito. Io allenavo il Nicolosi per 5 anni e mi scontravo con il Belpasso, e ti immagini che derby erano. Immagino. Francesco, invece voi come vi state preparando per questa finale di Coppa Italia? Sarete concentrati anche comunque al campionato, no? Sì, ovviamente ci sono, come dicevamo prima, ci sono i playoff importanti. Noi siamo una squadra che possibilmente nelle partite diciamo, che contano ci mettiamo, perché il gruppo si combatte abbastanza bene, e quindi sicuramente una finale sono tutte difficili da giocare, solo chi non li gioca ovviamente non può, non può sapere come poi la finale è sempre un terno all'otto. È un terno all'otto, detto bene. Però secondo me partite un po' leggermente favoriti, Ho questa diciamo sensazione. Che noi, mi sembra che lì la finale è un campo in erba sintetica? Sì, dicono sintetica. Ancora non è uscito. Ancora non c'è il comunicato ufficiale. Il Cus Palermo, dovrebbe essere nella cittadella di Palermo. E quindi è sintetica. Dovrebbe essere sintetica. Sintetica. Bene, allora parliamo del campionato di promozione, il girone A, abbiamo subito i risultati con la classifica, i risultati ce li legge la nostra Jenny. A te Jenny. Castellammare, Bolognetta 1-1.
Cefalù, Nuova Sancis 0-1. Città di Carini, Real Finale 2-0. Monreale, Ares Menfi 2-0. Provillabate, Casteldaccia 2-1. Riviera Marmi, Audace Partinico 2-1, ha riposato Prizzi. Allora, Riviera Marmi che va in eccellenza. Però non è stato così facile come sembrava. Diciamo che è stata una settimana thriller per il Riviera Marmi, perché sono usciti inaspettatamente, anche se il Belpasso è una squadra fortissima, ha meritato il passaggio, però uscire non è mai bello. Non è mai bello. Diciamo che hanno lottato contro l'Audace Partinico, c'è stato un momento in cui erano quasi andati in difficoltà, alla fine sono riusciti a vincere questo big match 2-1 e hanno meritato la salvezza. D'altro canto l'Audace Partinico entra matematicamente nei playoff. Per quanto riguarda la classifica, la stiamo già vedendo, il Provillabate e Città di Carini lottano per non retrocedere, perché ora la lotta è anche là. Nuova Sancis con la vittoria a Cefalù adesso naturalmente preoccupa seriamente l'Audace Partinico, perché in classifica ora sono molto, molto vicine. Sì. E quindi adesso i giochi si riaprono anche per la Nuova Sancis, che si era defilata nelle ultime giornate. Assolutamente tutto ancora aperto. Parliamo del girone B, dove ancora la lotta invece per la vittoria finale è apertissima tra Sant'Agata di Militello e Torregrotta. Sentiamo poi i risultati insieme a Jenny, poi li commentiamo sia con te che con i nostri ospiti che tra poco congederemo. Camaro, Città di Mistretta 1-2. Sant'Agata di Militello, Acque Dolcese 4-0. Ionica, Torregrotta 2-3. L'Iniziativa, Messana 2-1. Pistunina, Città di San Filippo del Mela 3-0. Sant'Angiolese, Merì 2-2. Sinagra, Città di Messina 0-2, ha riposato Barcellona Pozzo di Gotto. Allora, Sant'Agata di Militello con 61 punti in vetta, possiamo già vedere la classifica, però il Torregrotta è lì. Sì, è il campionato più bello di promozione, quello più equilibrato, è una lotta a due, vinceranno, una delle due squadre sicuramente vincerà il campionato, l'altra andrà direttamente, matematicamente ai playoff con la vincente dei playoff del girone A. Sì. Ed è uno dei campionati ormai diciamo dal punto di vista di equilibrio fra prima e seconda molto aperto. Per quanto riguarda le due squadre dell'altro campionato, diciamo ormai è tutto chiuso, tutto assolutamente chiuso, il Messana ormai è retrocesso e playoff, ormai Barcellona, ricordiamolo, oggi ha riposato e ormai diciamo i giochi sono chiusi. Brutto passo falso invece del Camaro, che sì, si era levato dalle secche della zona di retrocessione, invece ora con questa sconfitta è stato risucchiato. E abbiamo proprio il servizio su questa sconfitta interna del Camaro contro il Città di Mistretta, sconfitta per 2-1. A voi il servizio. Sconfitta che brucia. Il Camaro ritorna sulla terra dopo aver sognato il quinto risultato utile consecutivo e lo fa tra le mura amiche contro un Città di Mistretta cinico ed efficace. Tante le assenze nel Camaro, che torna al Marullo e affronta l'avversario con gli infortunati Nastasi, Bonaccorso, La Rocca, Comandè e Cerra, oltre che gli squalificati Marino, Mondello e Calogero. L'inizio per i padroni di casa è da incubo. Mistretta in vantaggio dopo appena 7 minuti con la punizione di Craccò, che dal limite dell'area manda sotto la traversa una sfera davvero ben calciata. Poco dopo il Mistretta va vicino al raddoppio con un destro di Marandano, ben smarcato da una rimessa laterale che si stampa sul palo esterno. Non passa molto tempo che il Mistretta sfiora il raddoppio, ma la Fauci respinge in corner l'offensiva ospite. Il Camaro si fa vedere solamente a metà ripresa, quando la Valle viene messo giù in area di rigore, ma il direttore di gara è di un altro avviso e l'attaccante del Camaro viene ammonito per simulazione. Sul capovolgimento di fronte il Mistretta trova la palla del raddoppio, complice un intervento superficiale di La Fauci che favorisce la zampata vincente dell'attaccante ospite. Sullo 0-2 il Camaro si scuote e al 21esimo la Valle serve in profondità Fugazzotto, che scatta sul filo del fuorigioco e si presenta tu per tu con Nasca. Finta e destro secco, ma il portiere neutralizza in 2 tempi. Il Città di Mistretta però ci riprova subito in 2 occasioni, ma prima Paone e poi Craccò trovano le parate in tuffo di La Fauci.
Ancora Cappello pochi istanti dopo crossa per Fugazzotto che gira di testa sul fondo. Nella ripresa la prima occasione è del Camaro. Al quarto d'ora la girata di Cappello finisce alta sulla traversa. In campo c'è solo il Camaro che prende fiducia e alza il baricentro creando sempre più occasioni. Al 36esimo una scavola e respinge la conclusione dal limite di Durante. L'azione continua e Chieta mette in mezzo per Fugazzotto, la cui inzuccata esce fuori di un soffio. Al 42esimo Chieta scappa sulla fascia destra e lascia partire un traversone dal fondo che trova Cappello, ma il suo colpo di testa non trova la porta. Azione fotocopia allo scadere con Fugazzotto a mandare alto di testa ancora su cross di Keita. Il forcing finale è sterile e al Marullo il Camaro soccombe restando a 28 punti. Il prossimo 3 aprile, dopo la sosta pasquale, la squadra di Romeo affronterà in trasferta il Torre Grotta. Gara proibitiva, ma una squadra che deve salvarsi non può porsi limiti. Sconfitta interna da parte del Camaro, adesso vedremo cosa succederà nelle prossime domeniche. Allora passiamo ai saluti perché si congeda da noi, sperando di rivederlo prestissimo, il presidente del Noto Calcio del campionato interregionale, Armando Albanese. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Siamo contenti perché lei ha debuttato televisivamente con noi di penalty. Grazie. E siccome noi di penalty portiamo fortuna, Rigoli docet, allora siamo sicuri che il Noto insomma concluderà il Noto contro lo Scordia. Perfetto, non ci mette in difficoltà poi con lo Scordia. No, diciamo che il Noto si salva. Me lo auguro. Soprattutto puntiamo su una buona programmazione anche per la prossima stagione, Presidente. Certo. Ci credete. E un saluto chiaramente che va anche rivolto ai tifosi del Noto. È importantissimo. Assolutamente. Salutiamo anche Giovanni Zappalà col suo bel almanacco del calcio siciliano. Ci rivedremo presto perché insomma le tue opinioni ci fanno sempre piacere, sono sempre molto dettagliate, decise, sicure e vere, soprattutto perché non ci sono interessi personali. Dicevo a Siciliano, quando hai letto il girone A che c'era il Partinico Audace, mi ricordo che qualche anno fa, andando a giocare a Partinico e abbiamo vinto 2-1, un allenatore sconosciuto si chiamava Del Neri. Ah, addirittura. A Partinico. Da Veneto. Che memoria che hai. È stato un ottimo com'è andata la partita? Abbiamo vinto noi 2-1. Benissimo. E c'era un buon allenatore. Benissimo, grazie a Giovanni Zappalà. Grazie a voi altri. Grazie ancora. Allora Jenny ci lanci la pubblicità e tra poco rientriamo in studio perché dobbiamo raccontare gli altri 2 gironi del campionato di promozione, a sua volta ancora molto ingarbugliati nei responsi finali. Io ricordo sempre il numero telefonico 336 92 07 27. Vi raccomando, restate con noi. Pubblicità.